No, I'm not a writer. Buongiorno piantina! Epipremnum scindapsus, pinnatum, aureum, chiamasi anche potos. Dove abitiamo ragazzi? Allora, innanzitutto non abitiamo, siamo solo di sosta, perché ho trovato questo spiazzetto con questo parco enorme, no? E c'era scritto tenere i cibi al guinzaglio per gli animali locali, eccetera, no? Adesso andiamo a farci un giretto. Sì, ma Emi, digli che abbiamo visto lo scoiattolo. Abbiamo visto uno scoiattolo noi e siamo ancora tutti un po' così, un po' traumatizzati perché abbiamo visto lo scoiattolo. Era uno scoiattolo grande che sembrava un gatto, ma invece era uno scoiattolo. Comunque siamo in ogni caso CP, più o meno zona Chions, provincia di ho perso, eccolo qua, provincia di, dai, pimperlo, sta su, provincia di Pordenone, Recentre, tac, e ti ho recentrato. Buon, ciao piantine, noi andiamo. E c'hai il parcheggio bello grande, qua. Grandino, è solo che fa freddo, io vado dentro al camper, sì. Allora, siccome devo stare in questa zona qua, diciamo, perché giovedì potrebbe arrivare la finestra, no? Allora io pensavo di dormire al Borgo di Valvasone, che c'è l'area camper gratuita, così mi attacco alla colonnina. Quasi quasi, se sono per strada che trovo tipo un €1, roba del genere, volevo prendermi una stufetta elettrica di quelle a basso consumo, cioè per queste emergenze, no? Quando c'è vento e ti si spegne la stufa, magari trovi una colonnina e ti attacchi a quella e vai con quella, no? Hai capito? E dopodiché mi ero prepuntinato nelle mappe, guardando dal satellite i posti un po' wild, un posto in riva al tagliamento abbastanza sperduto che devi attraversare un bel po' di campi. Vedremo, siccome ha piovuto, com'è la strada, perché se le stradine sono di sterrato resti impaltanato lì, se invece sono di sassetti vai avanti tranquillo, insomma, ecco. Quindi vediamo domani sta roba. Certo che vedi l'essere zingano, praticamente mi sono fatto la scorta, no, di copricollo, di berrette, i guanti da snowboard e tutto quanto, e dopo via così ogni volta. Siamo fatti così. Siamo fatti così. Stesso vale anche per sto CP. Uzu che è rimasto indietro. Hai paura che ti lascio qua, Onde strada game. Guarda che bella torre. C'ero già stato una volta. Guarda che bei borghettini. Praticamente qua siamo sotto Casarsa della Delizia. Mancano 8,2 km all'arrivo all'area sosta camper del Borgo di Valvasone. Ciccio, sta più dentro. Ho dovuto fare inversione a U perché c'era un sottopasso da 2,30 m, e quindi sai che purtroppo con i camper devi sempre fare ste robe. Sì, CP, Casarsa della Delizia è la città di Pierpaolo Pasolini, ti ricordi? Abbiamo fatto anche la puntina, siamo andati anche nel cimitero a trovare la tomba, ti ricordi? Guarda le puttane indietro, casomai vai su YouTube, cerchi Pasolini, spazio, puntine del mondo e via. Ma che figata con le montagne sullo sfondo, è troppo bello, le montagne innevate proprio, guarda che roba, stupendo. Poi con sto clima qua che c'è fuori, sta temperatura rende bene anche l'idea. Eccoci, ci sono altri 3 camper. Allora, questo mi pare di ricordare dovrebbe essere un residente, cioè un stanziale. Mentre st'altri qua due, mai visti. Manca il full timer, ti ricordi quello che avevo fatto l'intervista l'altra volta, quello col furgone? Non c'è, sarà altrove. Allora, qua adesso ci abbiamo fatto l'acqua, perdona lo sporco che fuori piove, c'è erba, foglie, no? Con le mie 3 taniche comodissime, ti dico sempre. 3 taniche da 5 litri l'una, così se non ci arrivi tipo un rubinetto con la gomma o robe del genere, vai con queste e poi ti svuoti dentro la cisterna dell'acqua, no? Da dentro.
Allora John, tra i giocattoli che ho preso oggi ho preso questo, lo chiamano parafreddo, che in realtà è questo rotolo di gommino che io metterò nei bordi dell'interno delle porte degli armadi eccetera, che ti avevo detto era qua che brutto, mancherebbe il pezzo che fa il bordo eccetera eccetera. Poi se mi avanza, in teoria sì, faccio anche, vedi la parte bassa dove ho messo quella specie di silicone bianco, lì tolgo e metto quello, che è più carino da vedere, no? Quindi ora appunto andiamo a coprire tutte queste cose qua, questi bordi. Allora, sembra che stia venendo benino, però diciamo che intanto l'ho improntato perché ha una colla che è una roba vergognosa, viene via con niente. Quindi intanto l'ho appoggiato per prendere le misure, dopodiché appena si scolla ci metto sotto come al solito il Bostik. Voilà, parte una fatta più stilosa adesso, no? Ma io quasi quasi sti paraspifferi me li metterei anche dentro le guarnizioni qua dove va a chiudersi la finestra, così ho meno spifferi, no? Sì, sì, idea geniale, perfetto proprio. Ok, direi che funziona perfettamente. Ovviamente l'ho messo solo da qua fino là sopra, cioè ovviamente non i binari sotto, se no la finestra scorrendo lo tira via, insomma. E poi comunque per applicarlo avrei dovuto togliere le finestre in ogni caso. Ritornata la pula. Praticamente non si sa se il tipo è morto o sta male o cosa. Boh. E se ne arriva a nulla. Sono a fare il secondo controllo. Vero CP? Fanno il censimento? E vedi, adesso che ho un po' di tempo per me posso fare tutte quelle cose che a me piacciono e di cui ne avevo anche bisogno, tipo svuotare tutto il frigo, lavare la roba del frigo e pulirlo per bene. E un po' di pulizie generali, no? Che sembrano sempre cacchiate, ma non hai mai voglia, no? Alla fine procrastini di continuo. E qua son, ho ho ho. C'è una frase di una canzone che mi piace tantissimo e mi è rimasta veramente dentro da una vita. Ed è: vedi com'è bella la vita anche solo per un momento. E se tu provi a analizzare quando hai quei tuoi momenti di euforia piuttosto che di pace, di benessere, no? Prova a isolare quel momento, analizzalo, studialo e vedi se riesci a riproiettarlo in altri momenti. Fallo tuo, fallo un'arma. Sì, che poi ragazzo, tieni conto che non c'è solo la filosofia, non c'è solo il lavoro interiore, non c'è solo l'autoinganno, l'autoconvinzione, l'autoipnosi, chiamalo come vuoi, ma ricordati che tutto quello che stiamo facendo lo stiamo facendo dentro una macchina che si chiama corpo umano. Questa macchina è un insieme di reazioni chimiche oltre che fisiche, il che significa che a volte possiamo incorrere anche in periodi di depressione, di fiacchezza, di arrabbiatura e di chissà quali altre mille emozioni, grazie o a causa di ciò che mangiamo, di ciò che beviamo, di ciò che fumiamo, di ciò che inseriamo nel nostro corpo, il quale è una reazione a tutto ciò che noi inseriamo, perché alla fine, sai, il detto siamo quello che mangiamo, e in effetti c'è la nostra materia, le nostre cellule, i nostri tessuti muscolari, le nostre molecole, i nostri atomi, cos'altro non sono se non il risultato della trasformazione della materia che ingeriamo. E forse solo la materia, ragazzo, no, ci si mette anche la luce, ci si mettono i colori e non sto scherzando, non è nessun promo alla cromoterapia, basti pensare in certi paesi del nord dove gli abitanti sono costretti ad assumere integratori di vitamina D in quanto non riescono a produrre un livello tale di serotonina con le ore di luce che hanno nel loro paese, o comunque anche con il tipo di raggi solari che loro hanno. In effetti in quei paesi sono alti i tassi di suicidi, di depressione, cioè veramente quella gente va avanti a farmaci, capisci? Quindi ci sono tanti vecchi modi di dire, chiamali frasi fatte, siamo quello che mangiamo, per essere felici basta fare una camminata fuori al sole, e effettivamente guarda che sono quelle sciocchezze, quelle banalità che io dico sempre che vengono trascurate, ma ragazzo sono la base di tutto,
Noi andiamo tanto a complicare, ad analizzare cose che non servono, quando le basi, ossia quelle cose che sorreggono il tutto, vengono completamente tralasciate, e lì cade anche tutto quello che ci sta dopo, no?